Amici bellini, si fanno mille nomi perché ieri è uscita questa cosa della Repubblica e quindi ne dobbiamo parlare, però con calma, con giudizio. Ecco, con giudizio. La calma è la virtù dei forti, i destini forti, gli uomini forti. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Riccardo Schmidt, probabilmente so zone tedesche, benvenuto Riccardo, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, vi voglio bene, vi ringrazio e vi ricordo che abbiamo vinto lo scudetto, vedi l'ho messo là, ricordiamocelo sempre, questo è un discorso, questo è un video che deve avere una premessa, l'avete lasciato i like? Che i like sono per lo scudetto, sono il capitano che alza lo scudetto e che alzerà lo scudetto in una stagione particolare che ha visto ieri la conferma di altre due italiane in una finale europea, la Fiorentina che nell'ultimo respiro va in finale di conference e la Roma che si difende così dal Leverkusen e va in finale di Europa League. Destino diverso per la Juventus che anche si difende così ma non riesce a superare la mela, vedi? La mela è rimasta qua e la lasciamo per buon augurio, una mela azzurra. Quindi allora il campionato italiano è forte, quindi il Napoli è stato fortissimo, va bene. Allora, questo è un discorso che ci deve portare con orgoglio, al di là di come poi arrivano in finale le altre italiane, al di là del fatto che le abbiamo ammazzate calcisticamente tanto tempo fa e adesso sembra troppo lontano, ecco perché noi diciamo continuiamo a festeggiare, ma stiamo festeggiando da tutto è tutto l'anno che festeggiamo, io direi dalla prima partita d'andata col Milan è cominciato un festeggiamento importante con il vantaggio che aumentava e mo comincia un altro campionato e non è cominciato e mo c'è la festa, la sosta dei mondiali e non è successo niente e il ritorno e le squadre di Spalletti che scoppiano e ognuno dice un mese diverso. Non è così. Ora è chiaro che il famoso discorso del ciclo, che non è il ciclo delle donne che hanno ogni tanto una volta al mese così, ma sembra quasi quello, se mi permettete la battuta, perché si apre il ciclo, comincia il ciclo o abbiamo chiuso il ciclo con la vittoria, perché se si parla di programmazione, questa è stata una cosa delle idee, è stato programmato, non è casuale e mi piace come discorso, si arriva alla vittoria. Se invece poi si vuole parlare di un ciclo aperto quest'anno, perché forse non eravamo nemmeno convintissimi da Spalletti ai tifosi, solo De Laurentiis ci credeva a parole alla vittoria dello scudetto quest'anno, allora si poteva pensare di aprire un ciclo. Ecco perché il discorso Giuntoli secondo me è diverso dal discorso Spalletti. La premessa che bisogna fare adesso che si parla di possibili sostituti è che per me con la vittoria, che è un vero elemento di discontinuità rispetto alla storia del Napoli degli ultimi anni, perché sì, le Coppe Italia, io l'ho sempre festeggiate, però la vittoria dello scudetto significa mettersi sopra tutte le sorelle, significa mettersi sopra la Lazio, la Roma, l'Atalanta, eccetera, eccetera, quindi quella è la vera novità di quest'anno e qua adesso il Napoli deve dimostrare di saperla gestire questa novità. Siamo vincenti? Benissimo. Convince l'essere vincenti nuovi giocatori a venire o i giocatori pensano ancora che il Napoli è un trampolino di lancio? Convince quelli che ci sono a rimanere? La mia premessa è che quest'anno che arriva sarà un anno di pompieraggio generale da parte mia, perché De Laurentiis per me si è meritato un anno di credito, perché dobbiamo guardarci indietro e dobbiamo pensare che quando arrivò Giuntoli dal Carpi, ma è arrivato Giuntoli dal Carpi, quando arrivò Di Lorenzo dall'Empoli, ma è il terzino dell'Empoli. E il Napoli, il tifoso del Napoli è sempre stato un po' così frettoloso nei giudizi. Sì, lo si è stato per Lavezzi e per Hamsik, lo si è stato per i vari allenatori, sempre così. Adesso, per chi fa poi opinione, il Napoli De Laurentiis si è meritato per me un anno di credito. Perché? Perché già quest'anno, non dobbiamo tornare indietro nel tempo, già quest'anno noi siamo partiti con le incertezze legittime
legittime perché sono andati via giocatori importanti, sono arrivati giocatori che non conoscevamo e questi giocatori nuovi inseriti bene nel contesto di Spalletti, che aveva un anno già di lavoro, ricordiamocelo però, con gli anni delle idee venuti da prima, la programmazione che si voleva da prima, i giocatori hanno fatto benissimo e abbiamo vinto. Ricordiamolo che abbiamo vinto. Di conseguenza, qualsiasi cosa accadrà, Spalletti non accetta il rinnovo come ci fa sapere la Repubblica, quindi Spalletti si deve dimettere, perché questa è la novità, si deve dimettere perché se De Laurentiis vuole vuole contare sulla famosa clausola unilaterale che ha, no, io te lo rinnovo il contratto automaticamente, tu hai firmato e non puoi rifiutarti, scattano però le dimissioni e scatta un discorso che deve essere logico quando De Laurentiis dice io non trattengo nessuno, ha dimostrato di non avere la napoletanità nel sangue, le solite cose che dice De Laurentiis, che sono anche giuste, devono scattare le dimissioni e De Laurentiis le deve accettare perché non trattengo nessuno. Di conseguenza il credito cosa significa? Arriva un nuovo allenatore e adesso facciamo un nome che nessuno sta facendo, perché con una Brabham tattica noi possiamo vedere cosa sta succedendo, sta succedendo veramente la qualunque. Quindi tra i big si fa il nome di Conte, profilo con carisma, mamma mia, 3-5-2, litigio con De Laurentiis il secondo giorno di ritiro, proprio incredibile, l'ingaggio incredibile, vabbè. Il ritorno successivo di Benitez, il colpo De Zerbi, che sta benissimo secondo me in Inghilterra, bloccato anche da un contratto lungo, e andiamo a vedere il progetto Brighton, Gasperini, Dio ce ne scansi e liberi, Dio ce ne scansi e liberi di Gasperini. Un nome maggiormente spendibile è quello di Italiano, che arriva dopo un inizio disastroso con la Fiorentina, però arriva in crescendo con la Fiorentina, arrivando anche alla finale. E quindi la Gazzetta, se la Repubblica ci dice delle dimissioni, la Gazzetta insiste sul possibile ritorno di Benitez, che secondo me non avrebbe tanto senso. Ma al di là di questo, do un bacio al Club Napoli Brasile, che fanno una maglietta celebrativa molto bella, do un bacio. Questo è un ragazzo che a me è piaciuto molto, guardandolo nella partita tra Sevilla e Juventus, bellissimi tifosi di Siviglia. Sto ragazzo è proprio forte, però ci sono arrivato tardi perché lui è in prestito a Siviglia dal Tottenham, che l'ha pagato comunque 30 milioni. È difficile, però sai, mica male. Mancino, gioca sulla sinistra, però lo puoi mettere anche a destra. Questa è una cosa che io vi confido e che ho detto agli amici bellini e abbonati una settimana fa esattamente, quando tutti dicevano il rinnovo di Spalletti è cosa fatta. Io ho detto, la speranza. ADL capisce che vincere ti dà possibilità di crescita, aumento di fatturato e stile. La paura, delirio di onnipotenza, smonta e rimonta, tanto è tutto grazie a lui. Lo scrissi il 12 maggio perché poi l'ho girato al nostro amico Guido Gentile, perché è una riflessione che si fa. Ed ha senso perché ultimamente ovviamente è su tutti i giornali, fa l'intervista con Repubblica, fa le conferenze, ed è giusto che si debba togliere questi sfizi. Però vedete la legacy, vedete cosa significa quando io vi dicevo altro che Jeff Bezos. De Laurentiis vuole tenerlo stretto il Napoli e vuole creare una legacy familiare, vuole mettere le basi per quando dovrà lasciare lui e andarsi a riposare. C'è il figlio Edo, c'è il figlio Luigi e adesso anche la figlia Valentina che viene promossa anche davanti alle telecamere. Quindi questo poi è la convinzione. Lui, con o senza i collaboratori, con i vari presidenti, con i vari allenatori, è lui il punto fermo, e lui dice, potrebbe anche pensare, io vinco io con le mie decisioni e con le mie intuizioni, ho capito il calcio come funziona e quindi vinco io. Non trattengo chi non vuole rimanere, lui li ha chiamati quei geni, ancora un momento derogatorio denigratorio per i giocatori che se ne sono andati, che però mi faceva notare pure quello Gesù, se hanno vinto, che lui dice noi avremmo vinto anche prima con le regole diverse se non ce l'avessero scippati. Se hanno vinto quelli là che tu adesso chiami geni, non li puoi denigrare, vuol dire che anche loro hanno fatto qualcosa di straordinario. Di conseguenza questa paura che, quindi adesso si parla di Benitez, si parla di Nagelsmann, si parla di Gualtieri, si parla di tutti, c'è un nome che non è stato fatto e me lo suggerisce Guido Gentile, non perché lui sappia dei rumors, non perché si tratti di un'indiscrezione che praticamente lui sa qualche cosa, è una suggestione, è un'idea, è un pensiero che io condivido e vi spiego il perché. Lo vedete, da allenatore quest'uomo ha vinto
2 volte il campionato spagnolo, 3 Coppe di Spagna, una Supercoppa di Spagna, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA, Coppa del Mondo per club, miglior allenatore della Liga, miglior allenatore dell'anno World Soccer, FIFA World Coach of the Year. Si tratta ovviamente, e lo avete capito bene, di Luis Enrique, e si fa questo nome secondo me anche per un motivo molto banale. È uno di quelli che parla italiano, che è stato nel campionato italiano, ce lo ricordiamo, con la Roma, non andò benissimo quell'anno, la Roma finì settima, è attualmente svincolato perché ha fatto la sua esperienza con la Spagna e ha finito il contratto con la Spagna. È un allenatore che ha vinto, è un allenatore che conosce l'ambiente italiano, conosce un ambiente difficile come quello romano e se ne è anche lamentato, quindi se viene con quella convinzione che sa che è un ambiente difficile anche Napoli. Ha il suo palmarès, grandissimo giocatore nella carriera di giocatore, dal Real Madrid al Barcellona, comunque sempre un grandissimo giocatore. Giocava un po' in tutte le posizioni, centrocampista, ma se giocavate a scudetto all'epoca a Football Manager lo potevate mettere anche terzino, a destra e a sinistra, anche attaccante a destra e a sinistra. Molto duttile, il calcio lo conosce a memoria, e questo è un nome che non si è fatto. Adesso, se esce in giro questo nome, io ovviamente non posso mettere la filigrana sulle parole. Ho detto Luis Enrique, ce l'ha consigliato Guido, c'è un'idea di Guido, potrebbe uscire nei prossimi giorni, se esce io la cavalco. E voi dite, lo so da dove l'avete presa questa idea. Spalletti con una Brabham e Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, che probabilmente non giocherà contro l'Inter perché ha avuto una botta, non si è allenato oggi. Per quanto riguarda Spalletti, ragazzi, la situazione è semplice. Io credo, noi non tratteniamo quelli che non vogliono rimanere, ed è anche giusto. La domanda, la riflessione che mi faccio io è: perché però ogni piezo spinto c'è sempre qualcuno che non vuole rimanere? Adesso c'è l'elemento di discontinuità, perché se prima si poteva dire certi giocatori stanno anche bene a Napoli ma ad un certo punto vogliono vincere, vedi il discorso di Koulibaly, si va a giocare le sue possibilità in Inghilterra, adesso si potrebbe anche pensare, si può vincere, la squadra è forte, ha dimostrato di essere forte, la squadra è giovane, quindi può continuare a far bene. Se rimane la stessa guida tecnica, sì, devi sicuramente sostituire una possibilità di calciomercato. Se ti vengono a prendere Kim, devi trovare un altro centrale forte, un titolare. Se ti vengono a prendere Osimhen, ma il Napoli lo ha sempre fatto, sono venuti a prendere Koulibaly, lo abbiamo sostituito con Kim. Ci vengono a prendere Osimhen e ci sarà un David, ci sarà un Kolo Muani, ci sarà uno che troveremo, promuoviamo Simeone, Raspadori. Il Napoli qualcosa lo fa sempre per rimanere competitivo. Abbiamo il dubbio, Spalletti ha il dubbio che senza Giuntoli è più difficile, dubbio legittimo. Spalletti ha il dubbio che meglio di così non puoi fare, perché poi migliorare lo scudetto significa vincere lo scudetto e arrivare in semifinale poi di Champions. Sarebbe questa la cosa per migliorare. È difficile, o vincere la Coppa Italia è difficilissimo. Io credo che non è che lui resti offeso perché ha ricevuto la comunicazione via mail, però è certo che un allenatore che vince a Napoli merita un trattamento di un certo livello. Se la Repubblica ci fa sapere che non è stata semplicemente la comunicazione dell'aumento di un anno, quello là da clausola, ma c'è stata un'offerta da parte di De Laurentiis per 2 anni, quindi per il rinnovo, che lui ha rifiutato, vuol dire che dobbiamo mettere tutto sul piatto e pensare che Spalletti con l'ambiente e con la presidenza, con la società, non si è mai trovato benissimo, si è chiuso nel lavoro, ha lavorato benissimo, è riuscito a vincere e se ne va da vincitore prima che poi l'anno prossimo, con meno certezze perché devi rifare l'area tecnica, non sai chi ti farà il mercato, con meno certezze perché non sai la rosa, quella che ci sarà, rifare un miracolo delle incertezze diventa difficile e rovini, tra virgolette. È un po' il discorso che fece Sarri: io più di 91 punti non posso fare, me ne vado a fare le esperienze al Chelsea, poi torno in Italia, vado alla Juventus e vinco facile. E insomma, adesso Spalletti si potrebbe giocare un'idea Milan, un'idea Paris Saint-Germain, ci sono varie situazioni dove Spalletti che vince a Napoli, Spalletti che dà lustro al bel gioco del Napoli anche in Europa, si può giocare sicuramente, e quindi continua il tour dell'anima, non si lega a doppia mandata a una sola squadra, si ringrazia e si saluta e si va avanti.
La nostra considerazione deve essere poi sul futuro immediato e a lungo termine. Riesce il Napoli a creare un ambiente dall'interno dove si sta bene e si vuole rimanere a lungo per programmare e per continuare a vincere, perché questa è la differenza. Continuare a vincere è un'esperienza completamente diversa per il Napoli e bisogna vedere se si è in grado di farlo. La paura e la speranza è questa qua, che sta bello tosto, che vuole aumentare, che vuole vedere come vendere tutte le magliette, lo stadio e tutte le cose belle, vuole vincere la Champions, benissimo. La paura, il timore, il dubbio e che lui poi si sente tanto sono io, perché adesso lo stanno esaltando tutti ed è giusto anche che lo esaltino, però qualcuno che gli faccia notare ma com'è possibile che poi alla fine con tutti gli allenatori comincia sempre alla grande il migliore allenatore e poi si finisce sempre a pesci fetienti? Un dubbio uno se lo deve creare, e con la premessa, ripeto, che comunque vada il Napoli non è detto che vada incontro ad un burrone, perché si potrebbe fare anche meglio, e noi questo dobbiamo prendere in eredità dall'anno scorso. L'anno scorso grandi incertezze, Spalletti contestato, De Laurentiis nascosto in albergo, vinciamo lo scudetto con grandissime incertezze. Quest'anno si ricomincia con le incertezze, stiamo ancora festeggiando e già cominciano le incertezze, non sappiamo la guida tecnica, non sappiamo chi farà il mercato e potrebbe anche andare meglio. Arriva Accardi, arriva Polito, arriva chiunque, arriva Dionisi sulla panchina del Napoli, bene, è capace pure che il Napoli rivince. A quel punto non si parla più di un'annata particolare e si parla di fondamenta che alla fine ci portano ad occupare quel vuoto di potere che dobbiamo sempre ricordare, perché 3 sorelle ci sono e una è venuta meno, le altre 2 sono venute meno in campionato seriamente e il Napoli deve occupare quel vuoto di potere. Se lo riesce a fare, ecco perché la premessa importantissima: il pompieraggio sarà continuo e non ci dobbiamo lasciare andare alle prime difficoltà che potrebbero arrivare all'inizio, oppure il Napoli comincia, fa 8 vittorie consecutive come quest'anno abbiamo fatto quei 2 pareggi, però ci mettiamo belli in corsa, qualcuno magari dietro perde carreggiate e il Napoli va a gonfie vele. Questo è l'anno di credito che per me si è meritato De Laurentiis, perché abbiamo vinto e la vittoria è l'elemento di discontinuità. Poi si analizzerà tutto partita dopo partita, a partire dal ritiro, ma senza poi dare finiamolo questo campionato. La partita con l'Inter domani ci deve essere conferenza. La partita con l'Inter è una partita bellissima tra la finalista della Champions e la vittoriosa, la vincitrice dello scudetto. Ricordiamocelo che abbiamo vinto lo scudetto, che è qualcosa di incredibile, perché adesso non voglio nemmeno sentire che se n'è andato Giuntoli, ma Giuntoli non serveva a niente, Giuntoli teneva i suoi collaboratori, Giuntoli ha pigliato anche Maksimovic. Ho capito, ma ha pigliato pure Kvara, però, quindi non è che adesso dato che se ne vanno tutti quelli che se ne vanno, sputiamo addosso come abbiamo fatto con quegli altri. No, il tifoso del Napoli deve essere onesto. Se abbiamo detto che Spalletti ha fatto un miracolo, che Giuntoli merita i complimenti come De Laurentiis, dobbiamo lasciargli i complimenti, perché il Napoli questo scudetto qua lo ha vinto, quindi la premessa è importantissima e si fanno delle considerazioni, lo so, è difficile, ma noi con grande serenità le facciamo, perché questo è il modo del racconto che ci contraddistingue. Voi siete con me? Benissimo, se siete con me lasciate i like, mi fate sapere, domani ci vediamo per la conferenza e non vi preoccupate, ci accorgeremo di tutto, sapremo tutto. Tra l'altro Spalletti ha detto vi depisteremo e chi lo sa. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.